Siamo arrivati ieri, siamo di Kiev, abbiamo fatto il viaggio lungo di 4 giorni. Siamo partiti il 25, abbiamo fatto 20 ore di strada fino alla frontiera, poi 20 ore, più di 20 ore di attesa alla frontiera. Abbiamo dormito in macchina. Ci siamo svegliati il 24 alle 5 dalle esplosioni. Eravamo molto spaventati, abbiamo preso le valigie e siamo andati fuori città. Per il momento ci sembrava che fosse più tranquillo, ma siamo stati un giorno lì, abbiamo visto che non cambia nulla, era molto difficile. Ho detto no, devo portare via i bambini. Mio papà è militare, è stato lì sin dall'inizio e mio marito adesso è rimasto in Ucraina occidentale ad aiutare la gente. E vi sentite comunque di avere un supporto da parte degli italiani e delle persone Sì, che da vi hanno parte accolto? direi tutta l'Europa perché sin dalla Romania, quando siamo entrati, subito ci hanno dato il cibo, acqua, sostegno, tutto. Anche poi in Ungheria, perché abbiamo dormito una notte in Ungheria. E qua in Italia tanto supporto da parte di tutte le persone. Avete già pensato che cosa farete prossimamente, i prossimi passi dopo essere arrivati qui? Per il momento vogliamo stare un po' in sicurezza, cerchiamo di capire come andrà la situazione più tardi e se potremo tornare, perché ci piacerebbe anche magari tornare quando sarà calmata e preghiamo e speriamo che finisca.